Intanto sono stati prorogati i bandi del Port Fairs per la programmazione, per la commercializzazione turistica all'estero per le aggregazioni di piccole imprese appunto del mondo del turismo. Ne abbiamo parlato con Federico Canera, assessore al turismo di Regione del Veneto. Le aggregazioni di piccole e medie imprese che intendono orientare la propria domanda turistica ai mercati internazionali avranno 10 settimane in più per presentare le domande del bando Port Fairs. Una proposta dell'assessore al turismo Federico Caner, che ha spostato la scadenza al 9 giugno 2020. Ci rendiamo conto che in questo momento di difficoltà legato anche al tema del coronavirus molti vanno in difficoltà a presentare magari anche le semplici carte amministrative necessarie per poter accedere a questi finanziamenti che noi ripetiamo e diciamo sempre essere molto importanti per le nostre aziende, e quindi pensiamo che con questo servizio diamo la possibilità a tutti di poter lavorare con calma e presentare le proprie domande. Sulla bilancia del bando una dotazione finanziaria complessiva di 2,5 milioni di euro, fondi già precedentemente destinati ad un quadro oggi totalmente modificato anche per le strategie di breve e medio periodo che le imprese e l'intero sistema turistico dovranno approntare per recuperare il proprio posizionamento sui mercati internazionali. Diciamo che per il turismo ovviamente questo è un anno molto difficile, ovviamente non siamo preoccupati di questo, però è anche vero che ci stiamo mobilitando per dare delle risposte importanti. Ad oggi diciamo che fino a metà maggio è impossibile parlare di fine di emergenza, e quindi noi pensiamo a una ripartenza del turismo in ambito domestico per l'estate, quindi nei mesi forse finali dell'estate, quindi luglio e agosto in particolare, e per quanto riguarda il turismo invece internazionale si parla già del 2021, quindi dell'inverno a cavallo tra il 2020 e il 2021.